E rieccoci qua al nostro appuntamento goloso. Oggi vi presento la caponata di melanzane alla siciliana, uno di quei piatti iconici così buoni, così goduriosi, che non potevo esimermi nel presentarvelo. Pochissimi ingredienti, sempre di qualità, e adesso, nel giro di pochissimi minuti, andremo a preparare questa prelibatezza tutta siciliana. Per cui state lì, perché adesso non ci resta altro che tuffarci all'interno della ricetta. Questa ricetta nasce nelle case nobiliari siciliane. Questa era una di quelle ricette cavallo di battaglia, come si suol dire, dei Monzù. I Monzù erano i famosi cuochi francesi scesi qua a corte. Ma la storia narra che la ricetta, questa che vi presento ora, quella che conosciamo tutti, è stata modificata dall'originale. E adesso vi spiego il perché. Si pensa che l'originale nascesse con il pesce capone o addirittura c'era una variante con il cappone, da lì il nome caponata. Il popolo, essendo ovviamente morto di fame, ha sostituito il pesce capone e il cappone, che costavano tanti soldini, con una più economica ma anche più goduriosa melanzana. Da lì nasce questo famosissimo piatto nazionale popolare. E il metodo di conservazione che adottarono i Monzù per farlo insomma durare qualche giorno in più, visto che a quel tempo non vi erano frigoriferi, è stato quello di inserire all'interno l'agrodolce. L'agrodolce non è nient'altro che una mistura di aceto di vino bianco e zucchero. Questo agrodolce è stato adottato dal popolo siciliano in maniera pazzesca, tant'è che lo ritroviamo in tantissime pietanze. Ogni famiglia ha la sua ricetta segreta. Non esiste un'unica verità. Chi usa il basilico, chi non lo usa, chi fa il soffritto, chi non lo fa. Quindi ognuno ha le sue verità, ma nessuna è una verità assoluta. Per esempio a Catania usano mettere il cioccolato fondente, a Palermo no. Ma di sicuro hanno una cosa in comune, la qualità dei prodotti e adesso gli ingredienti che vi vado ad elencare. Questi ingredienti in nessuna variante di caponata possono mancare, poi si può aggiungere qualcos'altro o meno. Allora, descrizione degli ingredienti che sono imprescindibili. Partiamo subito con la melenzana, che ovviamente è la regina del piatto, a seguire sedano, poi aceto di vino bianco e zucchero, doppio concentrato, se avete astratto è ancora meglio, ma altrimenti usate tranquillamente un doppio concentrato di pomodoro, cipolle, olive verdi, capperi, poi tanta voglia di lavorare. La prima cosa che andremo a fare è a pulire la melenzana. Mi raccomando, prima lavatela bene bene e poi la patate e la andremo a fare striata, ossia lascerò un po' di buccia e un po' no. Ma se a voi piace con tutta quanta la buccia, lasciatela tranquillamente con tutta quanta la buccia. Di certo non dovete toglierla tutta, assolutamente no. Tagliate le nostre melanzane, eccole qua, avrete sicuramente notato che io le lascio un po' cicciotte. È stato fatto di proposito, perché la melanzana tenderà a rimpicciolirsi parecchio. Quindi, siccome a me piace sentire la melanzana sotto i denti, io la taglio un po' più cicciotta. Voi fate quello che volete. Tecnica di frittura della melenzana è una tecnica veramente molto ma molto antica, tramandata dalla nonna. Sto qui a spiegarvelo perché sennò il video dura 3 ore. Se siete incuriositi da questa tecnica di frittura, che vi posso assicurare che vi darà un prodotto finale eccezionale, totalmente asciutto e croccante, andate a cercare nel mio canale pasta incasciata Andrea Matranga, la cercate anche su Google e là mostro come faccio questa frittura. È una tecnica semplicissima ma veramente molto ma molto efficace. Eventualmente vi lascio il link in descrizione. Detto ciò, adesso queste le metto da parte e prendo il sedano. Il sedano, sempre con il pelapatate, lo vado a privare della parte esterna. Sedano tagliato, adesso lo andremo a sbollentare, quindi un tegame, acqua sul fuoco, appena bolle mettiamo giù il sedano, lasciamolo tra i 7 e i 10 minuti, si deve appena ammorbidire, non deve essere totalmente cotto. Dopodiché lo tiriamo fuori, ma l'acqua la conserviamo, poi vi faccio vedere a che cosa servirà. Ovviamente se questo video vi sta piacendo mettete un like e condividete a dignità, a più non posso, in maniera tale da far conoscere la mia pagina e magari, perché no, riuscire ad avere altri iscritti e poter così crescere. Di questo ve ne sarò eternamente grato e il modo per esercitarmi è quello di continuare a proporvi ricette succulente. Adesso, finito lo spot pubblicitario, continuiamo la ricetta. Andiamo giù. Nel frattempo che cuoce il sedano mi vado a friggere le melanzane, così ho tutte le basi pronte e poi possiamo completare il piatto.
Melanzane fritte, guardate che sono belle, asciutte, croccanti, e le tengo da parte. Abbiamo praticamente quasi tutte le basi. L'ultimo è l'agrodolce. Inserite nel bicchiere l'aceto di vino bianco, poi lo zucchero e mescolate per bene. Attenzione, lo zucchero non si scioglierà immediatamente, ci vorrà qualche minuto, quindi ogni 1 o 2 minuti girate e lui si scioglie. Se avete fretta, tutto in un tegamino e trasferitelo su un fornello piccolo, il più piccolo che avete. Accendete il fuoco al minimo, lo fate intiepidire e lo zucchero si scioglie rapidamente. Adesso, padella sul fuoco, giro d'olio e iniziamo con il soffritto. Raggiunta questa colorazione, inseriamo adesso l'acqua del sedano. Mettiamo il fuoco al minimo e facciamo appassire. La cipolla si è cotta, vedete, bella trasparente, e la trasferiamo in un contenitore. Nella stessa padella aggiungiamo ancora un filo d'olio e mettiamo giù capperi, dissalati, olive e sedano e facciamo andare per un paio di minuti. Volendo, perché gradisse, in questa fase si può aggiungere o del basilico o della menta. È un gusto del tutto personale, c'è chi dice che non si mette, c'è chi dice che si mette. Se a voi piace mettetelo, altrimenti no. Io in questo caso non lo metto, ma mi capita spesso di inserire per esempio qualche foglia di basilico e un po' a come mi gira. Trascorsi 2 minuti inserisco a sciatto o se avete il doppio concentrato. Faccio andare ancora un minutino, così a alta temperatura, per togliere l'acidità del pomodoro. Adesso possiamo inserire la cipolla stufata, leggermente soffritta e poi stufata, e qualche mestolo di acqua di cottura del sedano. Alziamo un po' la fiamma, facciamo amalgamare per bene tutti gli ingredienti. Adesso possiamo inserire l'agrodolce, aggiustiamo di sale e facciamo andare per 2 minuti. E giù di melanzane. Diamo una mescolata delicata, giusto per far amalgamare il tutto, senza rompere le melanzane. Facciamo andare 2 minuti proprio di orologio e possiamo spegnere. Ed eccola qua, praticamente è pronta, guardate che bella, profumata, una meraviglia. Allora, c'è chi la mangia calda, io personalmente no, preferisco farla raffreddare e mangiarla da frigorifero. Il consiglio che io vi do è quello, o ve la mangiate calda, sono fatte worse, oppure vi dovete sacrificare e farvi violenza, lasciarla almeno tutta una notte in frigorifero. Oh, bella madre!